Devi cominciare a domandare che scusa, cioè domandare che scusa a prescindere. Guarda, te verzite che dici scusa, guarda, sempre che lavora ti... Buongiorno! Scusa! Quanto tempo? Scusa, prima di tutto scusa. Allora, se inizi domandando scusa vuol dire che la domanda che te mi farà Flavio mi metterà sicuramente in grave difficoltà stavolta. Non credo, non sono sicuro, però migo le mie curiosità, perché sono non come lui che va ben tutto, non ha curiosità. Non va ben tutto, Diciamo che più che vivere il vegeta, eccetera, eccetera, mi invece che così go e delle curiosità, sono una persona curiosa. Siamo nel nuovo millennio, no? Siamo già nel nuovo millennio. Le robe si muovono in maniera diversa. Il progresso fa passi da gigante, diciamo, no? Ecco, c'è mezzi di trasporto, mi interessa di capire voi come vi ponete nel futuro con i mezzi di trasporto. Adesso non so se avete già sfruttato il bonus monopattino l'anno scorso, che però è difficile. Ma come bonus monopattino? Cioè, in che modo puoi sfruttare? Non lo so, ho i chiedi di fare un monopattino grandissimo. Vedi? Mezzi di trasporto. Mezzi di trasporto, anche importanti. Questo non mi pare il caso, cioè questo forse no. È una buona idea comunque farsi trasportare per l'ultimo viaggio anche in una roba molto imponente, ma secondo me questa è una roba faceva molto, cioè neanche Giulio Cesare non aveva. Giulio Cesare, no? Che gli era piccio, Perché l'idea dell'elettrico o l'idea di un qualche cosa che alla fine oggi non inquina, cioè secondo me bisogna andare verso quello, ragazzi, mica il servizio magari col monopattino e mettersi ma con l'urna proprio o proprio direttamente come te volevi, come te lo pensavi? Gli era piccio Giulio Cesare, non era Napoleone, gli era piccio. Ma per me tutti quei era picci. Alessandro Magno era piccio. Tutte le grandi personalità della storia non sono troppo alte, perché tutti i migliori, gli altri quei un poco così, no, sicuramente Hitler era altissimo. Non so che non credo, però vabbè, lo stesso. Cioè non so, te che ha mai chiesto qualche d'un di farsi trasportare in un modo particolare, magari con l'urna, ok? Mi chiedo, perché se curiosità importanti. Ma noi siamo già nel futuro. Siamo davanti. Lasciamo stare i monopattini che sono anche un po' pericolosi. Sì, questo è vero. Le auto funebre che porta le persone, sono già elettriche. Vedi? Ma noi siamo stati i primi qua, Quindi l'Alabada si è adottata dei mezzi ibridi elettrici che fa la loro funzione, in questo caso di carri funebri, a emissioni zero. Quindi cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che tra i numerosi vantaggi a favore appunto dell'inquinamento del pianeta, di eliminare l'inquinamento, c'è anche il vantaggio che quando ti fa un corteo, le persone drio, il sacerdote che cammina drio non si inquina, non si respira. Esatto. A livello commerciale non è per te dannoso, perché si dice che la gente che de drio magari viene inquinata continuamente, magari viene prima ma sì, viene prima, però è un processo molto lento il fatto di respirare. Quindi piuttosto mettere una retro e risolviamo il silenzio in totale silenzio, però perché l'ibrido non fa rumore, quindi la gente non senti. Comunque volevo dirti che siamo in un periodo di grande trasformazione, no? Guardami. Futuribile se anche avere l'idea di fare i cortei alla diversa, quindi prima le persone, le auto de drio, così. Sì, è vero. Questa è un'ottima idea. Oltre che silenziose. Esatto, completamente silenziose, nel rispetto dell'ambiente, dell'inquinamento anche acustico. Sa cosa vuole, altri mezzi, il futuro non si sa cosa ne riserva. Ma noi mi spetto la guida senza conducente. Sa quanti dipendenti che risparmio? Scusa. Non volevo ridere da questa roba, mi vergogno di averlo fatto. Comunque. Siamo in un periodo di grande trasformazione. Tra le robe che si sta trasformando c'è anche il trasporto, cioè i mezzi da trasporto, sta cambiando il mondo, insomma, sta cambiando anche in Italia. Adesso presto, diventerà il paese dei monopattini, o forse senza il tuo braccio, se passa questo mezzo e ti sono in fora. Però
Il carro che si guida da solo, prima o poi arriverà, prima o poi arriva. Non sentì parlare di sta roba, ho visto l'altro giorno una gara di macchine guidate a distanza, a 280 all'ora tipo. Beh, il carro funebre magari va un pochettino a 280 all'ora, fai un po' più piano. Però l'unica persona nel carro funebre che c'è e sta macchina va avanti da sola, non è un qualcosa di un poco strano. Beh, particolare, sì. Però no, siamo qua No, infatti la roba che mi inquieta è che ti ogni volta te mi fermi qua davanti nel luogo e mi delle dici, curiosità. Parliamo di questa cosa qua, non potremmo fare questa roba da un'altra parte. Perché sei il luogo delle curiosità, qua se dove tutti quei che ga tanti tabù non ha il coraggio di chiedere, ma quanti ga le mie stesse domande che voleria porre? Spero per Michele. Quanti voleria? Nessuno. Dai, andiamo a domandare questa roba. che mi sono comunque anche un amante delle due ruote, e mi ricordo che c'è stata l'occasione diversi anni fa di curare le esequie, il funerale di una persona che era un appassionato, appartenente al club, faceva i ritrovi eccetera eccetera. Ecco, tutti gli amici, i compagni di questo club che ha voluto omaggiarlo facendo sì che l'urna contenente le ceneri venne portata in un sidecar con tutte le moto al seguito. E c'è stata una cerimonia, credeme, al di là della tristezza del fatto in sé, c'è stata una cerimonia bellissima. Dobbiamo domandargli i mezzi di trasporto come funziona, anche se c'è un passaggio, per esempio, ecco, te capisci, adesso c'è i mezzi che non inquinano. No. Bisogna stare attenti all'inquinamento. Vabbè, come se fosse un problema. Andiamo a parlare dei mezzi che non inquinano. Dove? Te tratti come se ti avessi detto monade. Te tratti come se ti avessi detto monade. Andiamo a chiedere. Esiste anche dei piccoli trucchi per chi che ha l'onoranza funebre a Trieste, che non tutti però sa. Esisti delle chiese qua a Trieste, dove per il discorso delle vie strette, in salita, raggiungibili, poco facilmente raggiungibili, prevedi l'uso di carri funebri un po' più corti, perché diversamente il carro funebre rischia di rimanere incastrato. Però questo è un segreto professionale che sicuramente non grisiamo nessuno. Ma neanche non figurati se pubblichiamo una roba del genere, non saremo così crudeli.